Oggi è una giornata che viene organizzata a livello nazionale e internazionale per promuovere le cure palliative, le cure della sofferenza nei pazienti che sono nella parte terminale della loro vita. Una giornata molto importante per sensibilizzare la popolazione e in questo devo dire che la Samo è sempre molto sensibile, quindi ha organizzato questo quadrangolare con la collaborazione dell'Università, del Palermo Calcio Femminile, dell'Associazione Arbitri, che hanno collaborato tutti per la buona realizzazione di questa giornata. Ecco, parliamo appunto di questa realtà, la Samo, se vogliamo fare un bilancio, a che punto siamo con il tema dell'assistenza? La Sama oramai è radicata nel territorio da tanto e tanto tempo, si è ingrandita tantissimo, porta davvero tanto sollievo alle persone che hanno sofferenze, accarezzandoli, accompagnandoli, ai pazienti, ai caregiver, ai familiari. Laddove c'è dolore c'è la Samo, perché il tempo di cura che la Samo dedica ai pazienti è tutto tempo prezioso. È una mission, non è l'obiettivo classico del medico, è un obiettivo diverso, ma un obiettivo nobile che permette di accompagnare questi pazienti arrivando a fine corsa con le minori sofferenze possibili. Noi oggi dedichiamo questa giornata al dolore e al sollievo ovviamente, perché ci deve essere coscienza rispetto a chi soffre. Spesso non avviene così. Vogliamo segnalare a tutti che combattere il dolore è possibile, vivere col dolore è possibile, basta affrontarlo con la maniera giusta, sia dal punto di vista farmacologico sia dal punto di vista psicologico. Noi stiamo cercando con questa giornata del sollievo, che non è oggi ma è il 31, stiamo cercando di segnalare a tutti che è possibile convivere col dolore e che il dolore ha un valore universale. Oggi in una veste diversa, in una veste sportiva, però una giornata importante, quella dedicata al sollievo. Sì, assolutamente, sono veramente contenta che la Samo mi abbia invitato. Rappresento l'ASP, quindi effettivamente in questa giornata sono veramente lieta di stare qua e condividere anche con l'Università di Palermo, con la Samo, questa giornata. Dal punto di vista medico, i passi fatti in avanti per ciò che concerne appunto il sollievo per le persone che stanno terminando il loro percorso. Assolutamente si sono fatti dei passi avanti, sia perché ovviamente insieme all'associazione con l'ASP noi cerchiamo di arrivare a tutti i pazienti che hanno bisogno di cure palliative, la legge ovviamente ci accompagna e ci aiuta e noi cerchiamo ovviamente ogni giorno di informare di più il cittadino. Oggi è una giornata particolare, molto spesso qui facciamo diverse iniziative sportive e oggi abbiamo voluto collaborare con la Samo proprio per portare avanti un discorso sportivo diverso dal consueto, nel senso che molto spesso le persone vedono lo sport come un'attività fisica per migliorarsi e pensano soprattutto a costruire la parte estetica, esteriore del corpo. In questo caso queste iniziative portano quella parte dello sport anche a migliorare diciamo, la parte mentale dell'attività dell'essere umano. La giornata del sollievo sicuramente è una giornata particolare, specialmente anche per le famiglie e ovviamente lo sport, essendo trasversale nella sua capacità di coinvolgere tutti, dimostra anche testimonia la capacità di poter fare sistema, di poter fare gruppo. Noi chiaramente come università abbiamo questo interesse, far sì che i giovani possano partecipare non in senso agonistico ma in senso proprio di partecipazione in ambito individuale e collettivo a questo tipo di attività.